Beh, un leggero venticello c'è, ancora come dicono appunto le previsioni del tempo, ma qui siamo al sicuro. Siamo al sicuro perché sono qui con la titolare qui del ristorante La Baia, siamo praticamente sul molo di Cesenatico, come in una posizione che devo dire mi è piaciuta, devo essere sincero, perché i ristoranti sono tanti, chiaramente in questa zona c'è una particolare concentrazione, e alcuni li abbiamo anche già segnalati, però effettivamente questo mi era sfuggito, perché siamo proprio qui non sulla passeggiata, diciamo, anche se chiaramente si può anche passare davanti, vedo chiaramente qualcuno sta passando, poi chiaramente si arriva proprio sul mare, c'è la spiaggia proprio qui, ecco, però siamo così ad angolo, ecco, quindi rimaniamo sul Porto Canale e quindi devo dire c'è una bella atmosfera più da mangiare sul porto, no? Un po' tipo Calumea, Milano Marittima, per citarne uno, no? Questo capanno, qui ci sono anche dei capanni, quindi ecco, per farvi capire, sono posti particolari, poi anche certe volte simbolo delle località qui appunto a Cesenatico, e quindi Loretta. Loretta che non è venuta qui in bicicletta perché viene da Verona, è veronese e ha iniziato la sua attività qui con La Baia quando? Nell'84. 1984, quindi insieme con mio marito abbiamo iniziato il lavoro. Ecco, quindi da studentessa veronese. Esatto. Ecco, che veniva in vacanza esatto. a Cesenatico piuttosto che c'eri a Milano Marittima. Non so se c'era questa differenza, preferiva la parte, diciamo, di Forlì Cesena piuttosto che quella di Ravenna. Se c'era un debole più per Cesenatico, oppure Cesenatico ha qualcosa. Il fatto, il destino. Ah, ecco, quindi, però lei veniva qua, ecco, piuttosto che in un'altra spiaggia. Ecco, questo indubbiamente, perché sono due località molto vicine, con standard diversi. Basti pensare che a Milano Marittima ci sono più alberghi a 5 stelle, ma a Cesenatico ce n'è uno comunque e tantissimi altri, anzi qui ci sono le stelle Michelin a Cesenatico, ecco, quindi 2 stelle Michelin, un ristorante, una stella all'altro, quindi evidentemente la cucina forse nelle guide almeno ha avuto la meglio, mi sembra appunto di capire, quindi le differenze ci sono, in effetti. Io sono qua e quindi cerco di seguire un po' tutte e due, ma parliamo della Baia. La Baia scrive con la I, intanto, ecco, importante, e quindi specialità di pesce. Esatto, specialità di pesce. Ecco, quindi, il pesce dell'Adriatico. Quindi sono piatti, c'è chiaramente lo spaghetto allo scoglio, immagino. Assolutamente. Ecco che questo... Abbiamo una bella esposizione di pesce, mio marito va al mercato del pesce a comprarlo tutti i giorni, e la nostra specialità sono i primi, gli antipasti, le grigliate. Quindi poi magari scopriremo magari se c'è qualcosa in particolare, perché certe volte c'è la nonna che fa un dolce, una torta particolare, saltano sempre fuori le cose molto interessanti, quello che fa, che so, la lasagna praticamente col pesce, che magari fate anche voi. No, facciamo gli spaghetti. Ecco, spaghetti ravioli, pastelli, paste romagnole, tipiche romagnole. Ecco, io adesso chiaramente mi sono lasciato prendere dalle specialità, ma noi siamo qui per l'inchiesta. Ecco, qui siamo in un locale che praticamente ha aperto la scorsa settimana, appunto perché ha praticamente delle vetrate e quindi ha affacciato appunto sia sulla zona della spiaggia sia appunto sulla darsena qui appunto di Cesenatico. Questo vi permette di tenere una zona aperta appunto all'interno, quindi protetti, anche se questa dove noi ci troviamo in questo momento non si può utilizzare. Ecco. Non si può utilizzare la parte esterna della nostra veranda, perché è una veranda molto ampia, molto... Ecco, e quindi c'è anche la parte esterna e interna, comunque esatto. Poi ci sono i vetri, dipende poi anche dalle temperature, magari di giorno chiaramente si può aprire tutto, la sera è chiaro, per uscire a cena, rilassarsi un attimo, chiaramente all'interno forse meglio, ecco, detto sinceramente, perché come dire, certi video che circolano su Facebook dove si vede appunto qualcuno che cerca di tenere fermi i bicchieri e compagnia bella, chiaramente sì, possono sembrare così molto comici, ma in realtà diventano anche appunto realtà. Quindi diciamo che insomma siete operativi al 50%. Come capienza mi è sembrato di capire. Anche meno. Ecco, quindi ci sarebbero state, insomma, certo, ecco, chiaramente
possibilità maggiori, però sempre meglio che niente, ecco, detto sinceramente. Sì. Bene, bene, quindi lei ha iniziato la sua attività di ristoratrice qui a Cesenatico, per indagare un po' anche su questo locale. Sì, sì. Ecco, quindi prima era cliente di ristoranti. Sì, non avevo la più pallida idea di cosa significasse il ristorante. Ah. Dopo l'amore ci ha fatto incontrare. Quindi è colpa del marito. Certo. Che lui è veronese? No, lui è romagnolo. Ah, ecco, romagnolo, perché lei alludeva a a qualcosa. di ristoratori, e quindi mi sono trovata coinvolta. Ecco, i locali sono... C'era la famosa ristorante Pisteria da Nevio degli anni 60 a Cesenatico. Qui a Cesenatico. E poi venne comprato anche questo ristorante e noi ci siamo trasferiti qui e abbiamo iniziato la nostra storia. Bene, adesso siete aperti escluso lunedì, quindi pranzo e cena, e quindi l'offerta cosa prevede? Quindi il pranzo ha delle caratteristiche particolari, è come la cena? Uguale. Ecco, quindi uguale, identico. Dal menù, dalla carta, si confrontano con i camerieri, i quali consigliano il pescato del giorno, i prodotti che ci sono, i piatti che vengono fatti al momento e scelgono. Per esempio oggi lei sa già cosa ci potrebbe essere? Oggi sono delle canocche buonissime, degli scampi, adesso il cuoco sta preparando del polipo e poi naturalmente abbiamo la nostra bella grigliata di pesce nostrano sempre. Bene, bene, quindi noi dalla Baia vi salutiamo, anche perché questo è proprio l'orario in cui prima dell'apertura chiaramente prentate voi. Certo. Ecco, quindi è abbastanza importante e quindi eccoci qua a salutarvi. Quindi alla Baia mi sembra un'ottima segnalazione. Cercheremo tra l'altro di seguire chiaramente anche questo locale che abbiamo scoperto sinceramente navigando in internet, dove chiaramente appaiono delle proposte. Allora a casa magari in redazione, come dire, ti accorgi appunto di un locale che effettivamente ha un bellissimo colpo d'occhio, come avevamo già detto in partenza. Quindi saluti da Cesenatico. Qui siamo nella parte di Levante? Esatto. Questo è Levante e quindi siamo qui appunto nella zona clou appunto di Cesenatico. Ecco qua.